Il punto di immersione si trova in prossimità della diga foranea di Vado Ligure. Si sviluppa tra una serie di scogli isolati ricchi di vita e colore. La discesa avviene sulla sommità di uno scoglio a 33 metri di profondità. A poca distanza dall'ancoraggio si può ammirare un bellissimo ramo di gerardi a Savaglia. Caratteristica più evidente di questo gruppo di rocce è la varietà e la ricchezza di antozoi, tra cui spiccano, oltre al corallo nero, numerosi rami di gorgogne rosse e un ventaglio di gorgogna bianca. Il percorso subacqueo si conclude sul punto di ancoraggio, prima di affrontare la risalita lungo la cima che conduce in superficie.